Nel pomeriggio di oggi si è consumata una tragedia nell'area della Cementi Rossi nel comune di Pedroba. Un uomo, 54enne tunisino di Cherano San Marco, nel tentativo di aiutare la figlia e una sua amica, entrambe 14enni impegnate a fare un bagno nel fiume Piave, è stato risucchiato dalla corrente senza riaffiorare. Grazie al coraggio di un bambino del paese, Filippo Rizzo, e da un altro signore presente sul posto, le due minori sono state tratte in salvo. Sono intervenuti i carabinieri di Pedroba, diverse unità dei vigili del fuoco, i sommozzatori di Venezia, il SUEM e il nucleo fluviale di Treviso SAF, vigili del fuoco. È partito anche l'elicottero che purtroppo è rientrato senza atterrare dopo il ritrovamento del corpo esanime dell'uomo. L'unica nota positiva in questa tragedia è il coraggio dimostrato dal giovane Filippo Rizzo, che non ci ha pensato due volte prima di buttarsi in acqua e salvare le due minori. Filippo, davanti a questa grande tragedia però abbiamo un eroe, perché tu hai salvato delle bambine. Ci racconti quello che è successo? Allora, io stavo su quell'isoletta là con un mio amico e a un certo punto ho visto una bambina che stava andando su e giù e l'altra bambina cercava di tenerla su, no? Allora io sono andato là e l'ho tenuta come mi hanno insegnato a nuoto e l'ho portata fino a dove toccava. E dopo, quando l'ho portata fin dove toccava, sono uscito e è entrato un altro signore. Allora lui ha salvato l'altra bambina e io sono uscito e allora la bambina che era là è uscita dall'acqua e quella che ha salvato l'altro signore è andata fuori anche lei e dopo, prima che le salvavamo, è entrato suo papà, credo. E da adesso saranno passate ormai un'ora che era sotto e niente. Io ho finito il lavoro alle 7:30 e è arrivata mia madre con la macchina e nella macchina c'era la moglie del defunto adesso. E mi hanno detto che era successa questa piccola tragedia e sono venuto qua di corsa a vedere cosa era successo. Poi ho saputo che effettivamente lui si è buttato per salvare la figlia, quindi comunque nella tragedia un bene c'è stato. Lei lo conosceva bene, la vittima? Sì, lui è il nostro secondo padre perché ci portava dappertutto quando avevamo bisogno. Questo è. Era di Montebelluna? Lui sì, di Cherano, noi eravamo di Montebelluna. Da quanti anni siete in Italia? Io sono nato qua e il signore è qua da più di 10 anni. Più di 10 anni. Penso che abbia anche la cittadinanza italiana. Che persona era la persona deceduta? Caritatevole, mosse. Era una persona disposta ad aiutare tutti quanti e soprattutto nel momento del bisogno. Molte volte lasciava proprio il suo lavoro per venire ad aiutarci. Non ho mai visto una persona così, adesso mi dispiace.